La domenica che ci aspetta è di quelle con tanti punti interrogativi che vorranno ricevere una risposta. Partiamo dalla Serie D, dal match tra Adriese e Cartigliano. È l'esame finale per i biancazzurri, oramai non più una sorpresa visto il ruolino di marcia inanellato da inizio stagione. Il match contro l'Adriese, grande favorita in astri di partenza per vincere il campionato, servirà per apporre definitivamente il certificato di qualità al team di Alessandro Ferronato. Il Campodarsego, capolista, dovrà vedersela con la squadra più in forma del momento, il Legnago, mentre la Luparense andrà a caccia di una vittoria in casa contro il Caldiero. E passiamo alla promozione. Fari puntati sul Bassano 1903 di Checomaino. In settimana sono arrivate notizie shock dal mercato, come l'addio di Achim Calgaro. Un ambiente, quello giallorosso, che promette l'arrivo di rinforzi importanti, ma intanto c'è chi teme qualche contraccolpo psicologico dopo il KO a Cornedo. La risposta ce la darà il campo. Domenica, ore 14:30, Bassano contro Unione La Rocca Altavilla.